Bentornati a Meta Sardegna. Oggi saremo a Sadali per conoscere l'azienda Fragus e Sabori de Sardigna. Ragazzi, so che sono un disco rotto, ma almeno per oggi evitiamo di stuzzicare Fede e Tint, ok? Non ti preoccupare, non c'è pericolo. Sappiamo quanto sia stressante per te gestire noi e loro. Vorrei soltanto evitare di risolvere un altro conflitto tra voi due. Pronto? Ciao ragazzi, in bocca al lupo per oggi, e sentirete che profumi. E altro che... Ciao, Grazie. buon lavoro! Tutto ok? Ti ho vista un po' infastidita in questi ultimi giorni. Sì, è solo che lo sapete che mi piace dire sempre la mia. E la verità è che forse preferivo lo stile di prima. A questo punto lo trovavo più coerente. Ti manca lo stile del passato? Allora sì che mi devo preoccupare. E comunque, se ci pensi, anche prima non eri soddisfatta. Non sarà ciò che ti aspettavi, ma è comunque qualcosa che si avvicina a ciò che abbiamo immaginato. Nel compromesso non c'è solo rinuncia, secondo me, ma anche un'aggiunta. Una sorta di sintesi con l'altro. Già ti ci vedo dare consigli per rinnovare l'attività di famiglia. Buongiorno! Buongiorno e benvenuti Salve, nella nostra Margherita, azienda. piacere. Carlo, molto piacere, grazie. Prego. Grazie. Noi andiamo a sfruttare qualsiasi pianta dalla radice all'ultima foglia, perché sfruttiamo sia i principi attivi nell'estrazione degli oli essenziali, sia gli essiccati e sia gli idrolatti che utilizziamo in diversi settori. E noi ci siamo ingegnati a fare anche dei profumi naturali senza nessun conservante, senza nessun additivo chimico. Bentornati a questa nuova puntata di Meta Sardegna. Oggi sono in compagnia di Salvatore, titolare del laboratorio Fragus e Saboris de Sardigna. Ho detto bene, giusto? Perfettissimo. Perfetto. Salvatore, puoi raccontarci quali sono i 3 valori principali della vostra azienda? I valori principali della nostra azienda, i primari, sono continuare a esprimere le potenzialità che ci dà la nostra terra, la Sardegna, migliorare le tecniche di trasformazione e cercare dei mercati migliori. Ok, stop. Grazie. Comunque, lo so che tu sei una a cui piacciono i cambiamenti radicali, ma bisogna avere metodo nel proporli. Facciamo che domani mattina proviamo a trovare una soluzione insieme, ok? Ma tutti questi profumi ti hanno dato alla testa? Venite e faccio assaggiare qualcosa. Avete assaggiato un liquore ottenuto dall'idrolato puro del rosmarino. Mi era venuta l'idea, ho detto, ma perché non facciamo qualcosa per sentire l'odore della nostra terra? Difatti tutti dicono, questa è l'aroma che sentiamo come sbarchiamo ad Olbia. Qui c'è tutta la macchia mediterranea. Eccoci qui nel laboratorio Fragus e Saboris. Salvatore, potresti raccontarci la storia della tua azienda e dei tuoi prodotti? La nostra azienda nasce 20-24 anni fa. Dopo tantissimi anni di ricerca abbiamo iniziato la produzione degli oli essenziali in Sardegna. Siamo stati la prima azienda che è partita alla produzione di oli essenziali, sfruttando logicamente prima le piante che trovavamo in crescita spontanea. Dopodiché abbiamo visto le grandi potenzialità che ci potevano essere e abbiamo addirittura puntato alle coltivazioni di alcune varietà di piante, in modo particolare della lavanda, del timo e tantissime altre che poi abbiamo cresciuto in azienda. Adesso ci conoscono tutte le parti del mondo.
perché abbiamo avuto delle visite addirittura da giapponesi, dal nord Europa, da diverse zone, e oggi tutti ci chiedono: ma come avete fatto? Abbiamo fatto col tempo. Non abbiamo avuto fretta e non ci siamo manco scoraggiati, non vedendo dei risultati molto produttivi dall'inizio. Abbiamo continuato, abbiamo insistito, non ci siamo ribellati, perché avevamo capito che la pianta va studiata 365 giorni all'anno. Grazie mille Salvatore e noi ci vediamo alla prossima puntata. Sai cos'è, Fede? Che per la prima volta non sono convinto. Tu che dici? No, a me piace invece, guarda, un bel dialogo e abbiamo raggiunto un ottimo compromesso. Prossima tappa.